dell'immigrazione sia un problema familiare, personale. Vuoi invitare a casa tua la russa, invita a casa sua 50 amici. Io ho un soggiorno abbastanza grande, preparo le tartine, preparo le Coca-Cola, i dolcini, i panini, metto magari dei fiori in giro nelle stanze, nel salotto, nel soggiorno. Poi questi 50 che sono maleducati, anziché 50 ognuno porta un amico o un'amica, diventano 100. Ogni padrone di casa che invita 50 persone deve mettere in conto di ospitarne 100. E io, se me ne arrivano 100 al posto di 50, non dico niente. Mangeranno un po' meno tartine, staranno un po' più stretti, berranno un po' meno Coca-Cola, ma insomma, dove ci stanno 50 ci possono stare 100. Ma se invece di 100 a casa la russa, rispetto ai 50 invitati, ne arrivano 500 e cominciano non a mangiare le tartine, ma a zuffarsi per prendere le poche tartine, a stroppare la carta da parati, a sporcare i divani, a salire coi piedi sui tavoli, a mangiarsi perfino i fiori, a fare pipì sul tappeto, a portarsi via le suppelletti, la russa si incazza, li prende a pedate nel sedere, tutti e 500, anche i 50 che voleva invitare e i 100 che era disposto a sopportare. È questo che loro vogliono, quell'effetto che farà una legge come la loro è questa. E invece io credo al contrario, che sia giusto che loro capiscano, la sinistra, che in questo modo non aiuta non solo gli italiani, ma non aiuta neanche gli immigrati. Vi faccio un esempio: 3 giorni fa, non 3 anni fa, alla Mangiagalli di Milano, che è la clinica più importante dove si partorisce, hanno tolto tutti i crocifissi, perché hanno detto potevano dar fastidio alle donne arabe che devono partorire. Però, siccome è gente seria, ha tolto il crocifisso, hanno detto lo sostituiamo con l'effigie della Madonna, che magari è più simpatica agli arabi. Lì faranno un referendum, perché poi qualcuno vorrà San Francesco, qualcuno Sant'Antonio, qualcuno San Gennaro, decideranno gli arabi che santo si può mettere nelle nostre chiese e che santo non si può mettere. Cioè passiamo veramente alla follia. La verità è che nessuna donna araba, io ne sono certo, abituata a partorire in ospedali, sì, non voglio dire come, in ospedali, va già bene, insomma, abituata a partorire in altri paesi, ecco, così siamo corretti, quando partorisce alla Mangiagalli non credo che abbia mai avuto questo problema se c'è il crocifisso, simbolo della nostra civiltà europea e cristiana, non ha mai avuto nessun problema. Chi ha problema è il marciume post-marxista che approfitta della presenza degli immigrati per cercare di dare sfogo al suo livore antireligioso, anti-europeo, anti-italiano e di stampo parastalinista. Sono loro che usano l'alibi della presenza degli stranieri per dare sfogo al loro ateismo intrinseco. E allora, se questa cultura di sinistra, certo, poi si sposa con l'integralismo islamico, si sposa con chi viene qui con speranza paraterroristiche o terroristiche e si aggiunge a chi per amore o per forza, non essendoci lavoro per tutti, è pronto a fare la criminalità, allora voi capite che il problema di immigrazione diventa un problema esplosivo e che rinunciare a quel sano principio, accogliamoli a patto che lavorino, a patto che dimostrino di rispettare le leggi, a patto che si integrino nella nostra cultura e se vogliono la cittadinanza, a patto che dimostrino di amare l'Italia, perché non si può essere italiani se non si ama l'Italia. Rinunciare a questi principi significa aprire la strada a percorsi non solo pericolosi, ma che vanno contro ogni logica e ogni ragionevolezza. Vedete, stavo dicendo, tutte queste leggi le farebbero passare volentieri perché sono contro quello che vogliamo, ma se voi qui a Verona, e guardate che l'ho detto anche a Cittadella questa parte finale, ma Cittadella è un paese, io ho detto voi siete la piuma, potete essere, a volte basta una piuma, quando si è in bilico, se arriva la piuma giusta, si cade, si crolla, ma quella di Verona non sarebbe una piuma, sarebbe una bella botta. Verona
come forse Monza dopo la Sicilia, possono essere la cartina di tornasole dell'assoluta mancanza di consenso che un governo ha già dimostrato di non avere, ma che gli potete notificare con il voto da qui a 10 giorni. Mi raccomando, non dimenticatelo. Io credo che i guai fatti da questo governo vadano ben al di là delle poche cose che vi ho segnalato. Vi ha parlato di oggetti delle tasse, vi potremmo parlare della politica estera, c'è tutto un capitolo. E io sulla politica estera voglio dire una sola cosa. Vi ricordate Quattrocchi, Fabrizio Quattrocchi? Vi ricordate il ragazzo che siamo riusciti a fargli avere, grazie al Presidente della Repubblica, io non lo dimentico, anche adesso che vota col centro-sinistra, la medaglia d'oro al valore civile, che nel momento in cui gli puntavano le armi per ucciderlo disse: vi faccio vedere come muore un italiano, e si levò la benda e li guardò in faccia. Io, per carità, so che magari pochi di noi, nessuno di noi forse, si sarebbe riuscito a comportare in quel modo, che è veramente un atto eroico. Non ho niente contro il giornalista di Repubblica che in una situazione simile abbiamo visto piangente invocare la pietà cristiana, lui che non mi pare sia molto religioso o credente, perché venisse salvato. Ma se è vero che quel giornalista di sinistra aveva un atteggiamento così diverso da Fabrizio Quattrocchi, credo di non sbagliare nel dire che quello che fece allora la sinistra contro Fabrizio Quattrocchi, rispetto all'assoluta volontà nostra di salvare anche il giornalista piangente e tremante, è il segno della distanza tra chi come noi veramente esprime solidarietà per i propri simili e chi invece fa tutto dipendere dalla vicinanza o dalla lontananza ideologica. A Fabrizio Quattrocchi il nostro ricordo, il nostro ancora più forte e sentito applauso. Diciamo, un governo come questo se ne potrebbero raccontare tante quante ne volete, potremmo andare avanti, ma c'è la festa, vi dovete divertire e mi avvio quindi alla conclusione. Dico solo che questo governo non conosce una di quelle cose che per noi sono essenziali, e avrei voluto anche questa dirla insieme a Tosi, a cui va la nostra vicinanza, la nostra lealtà e il nostro appoggio. Che è in difficoltà ad arrivare perché, come sempre avviene quando si è in campagna elettorale, la gente ti trattiene, quindi facciamogli un applauso, è come se fosse qui. Ciò che distingue l'Alleanza Nazionale è l'identità, l'amore per l'identità, ma lo è anche per la Lega. Eppure non c'è questa distanza incolmabile, perché noi di Alleanza Nazionale siamo convinti che l'identità nazionale, l'amore per la patria, non sia in contrasto con l'amore per la propria specificità, per la propria cultura, per le proprie tradizioni, per il proprio percorso antico. La patria vuol dire terra dei nostri padri, e la patria italiana è la somma dei percorsi di tutti i nostri padri. Come si fa a non amare? Quale italiano può non amare la tradizione e la cultura veneta, che addirittura preesisteva a quella italiana? Come si fa a non essere orgogliosi della cultura, del passato, delle conquiste che i veneziani, i veneti diedero al mondo? Come si fa d'altronde a non capire che questa identità si somma e si interseca con quella dei genovesi, con quella dei pisani, con quella dei napoletani, con quella dei siciliani, e tutti insieme costituiscono un intreccio che è l'orgoglio di un popolo che al centro del Mediterraneo vuole tornare ad essere protagonista in Europa, nella nostra grande fratella Europa, sorella Europa. È un'identità che ci scalda il cuore, che ci fa sentire ancora vogliosi di politica con la P maiuscola, di politica per passione, di politica per le idee, di politica in cui ciascuno di noi si ritrova forte dei propri convincimenti, ma con l'obiettivo di far crescere insieme la propria città, la propria comunità, la propria patria, la propria vita. Grazie a voi, viva Verona, viva Alleanza Nazionale,
Grazie.